Vangelo secondo Matteo, capitolo 14. L'inquietudine e Erode. Proprio dentro a quegli giorni, il re Erode, o tetrarca da Galilea, sapette tutto quello che faceva Gesù, perché un uomo suo stava a mocca a tutta la gente. Erode ricette tanto a tutti i consiglieri suoi, ma chi è Giovanni Battista che è risorto dai morti, perché questo tiene questo potere e fa assai miracoli. O martirio Giovanni Battista. Il re Erode aveva fatto arrestare Giovanni, l'aveva fatto incatenare e l'aveva buttato in un carcere e vi era odiato. La moglie era frate suo Filippo. Perché Giovanni riceva Erode? Non è lecito tenere in da casa tua la moglie e frate di Filippo. Pure se Erode voleva far morire, ma si piava assai a paura di tutto il popolo che l'apprezzava assai e lo pensava come un profeta. Quando poi venette quello giorno, a festa era nascita soia, a figlia era odiata, a ballare innanzi a tutte imitate e piacette tanto a Erode, che la promettette con un giuramento, e l'era tutta quella che essa l'avesse addimandata. Ma questa, sotto la buttata della mamma, ricetta, voglio un coppa una guantiera, a capo Giovanni Battista. O re rimanette assai sconcertato, ma proprio perché aveva fatto quello giuramento e per non fare una brutta figura innanzi a tutti quelli imitati, accordai che la venisse portata a capo Giovanni e mannai e guardie sue alle tagliare a capo in tuo carcere. A capo Giovanni fu portata rinda una guantiera e fu consegnata rinda in mano che la figliola e che sta portai a mamma sua. Quando i discepoli sapettero stu fatto, jettero a pigliare subito il corpo suo e lo mettettero rinda un sepolcro e jettero subito a informare Gesù Cristo che sta cosa. Prima moltiplicazione dei pani. Quando Gesù sapette che Giovanni Battista era stato acciso, partette, goppa una varca e se ne jetta appartata tutta la gente, rindano pizze sull'agno. Ma parecchie persone se ne addunarono e come verettene partì, correttene a per, pure loro là addosteva Gesù. Vrom Gesù scennetta in quella varca, verette tutta quella folla, n'avette pietà ognuno e loro, e sanai tutte le malate loro. Entramente, o solo se ne steve tra senna, s'accustarono vicino a esse tutte i discepoli suoi e le ricettene. Maestro, chi stupizza è stramana, e proprio perché sta facendo notte, perché non ne manna a casa tutta sta gente? A così potranno ir in da qualche paese per s'accattare qualcosa per mangiare. Ma Gesù ricette a loro: non è necessario, perché oggi sarete voi stessi che darete a mangiare a tutta sta gente. Ma noi non teniamo che 5 pezzi di pane e 2 pescitelli, le rispondettero loro. E Gesù ricette a loro: portatemi qua, innanzi a me. E roba che avevo comandato a tutta quella folla di gente, le fa settare un coppa all'erba, pigliai che di 5 pezzi di pane e che di 2 pescitelli, alzai l'occhio in cielo e benedicette, e spezzai e consegnai in mano ai discepoli suoi, perché portassero innanzi a tutta quella gente. Chi lo giorno, tutta quella gente, mangiai e si saziai, e superchiai neppure rurici sportachine e tutte quelle piezze di pane. Tutte quelle che avevano mangiato erano quasi 5.000 uomini, senza contare femmine e creature. Gesù cammina in coppa all'acqua. Subito dopo comandai tutti i discepoli suoi a stare in coppa alla barca e aspettare là da sponna. Per tramente disse avrei mandato a casa tutta quella gente. Quando tutta la gente se ne rifiuta, Gesù se ne saiette in coppa al monte solo e là si mettette a priare. S'era fatta notte e essa era rimasta ancora là in coppa a priare. La barca, con tutti i discepoli suoi, s'era arrasata a terra, quasi un miglia, e era sballuttiata tutte quelle onde, perché era asciutto un vento assai forte. Contrario cammino loro. Quando la nottata stava per finire, Gesù se ne jette in mezzo a loro, camminando in coppa all'onde al mare. I discepoli, quando vedettero uno che camminava in coppa al mare, si spaventarono tanto, assai, che si stavano cagando sotto per la paura e ricettano: chi se non spirito? E si mettettero a luccare forte per la paura. Ma Gesù subito ricette a loro: facetevi coraggio, son io, non vi mettete a paura. Pietro, come si dette che era Gesù, le ricette: Signore, se sei proprio tu, fa che pure io potessi camminare in coppa all'acqua come a te. E Gesù le ricette:
Viene, Pietro scendette rinda che la varca, a cominciare a camminare un poco in coppa all'onda e chi mare, ma poi, spaventato dal vento che sciusciava forte e poi mare e la tempesta, avette paura e a cominciare a affondare rinda che le onde. Signore, salvami, Signore, sto in fondo, le ricette Pietro. Gesù, stennette in mano sue, l'affarai con forza e tirandola fuori, a rinda che l'acqua, le ricette. Oh, me niente, perché non hai avuto fede rinda a me? Poi Gesù saiette rinda la varca insieme con loro. Come mettette e per in coppa la varca, o vento fernette suscià. E o mare, in tempesta, subito si calmaia. Ma tutti quelli che stanno rinda a quella varca, s'addenucchiaino innanzi ai vieri suoi e ricettano. Tu sei veramente o figlio di Dio. Gesù guarisce i malati di Gennezzare. Quando toccai che la sponda laga dove era indirizzata, abbordai a Gennezzare. Tutta la gente che la città se ne adunai che è arrivato Gesù e spannettano subito a voce da tutta quella regione. In quel momento portai innanzi a esse tutte i malati e opriaino e potei a magari toccare a ferzo romandiello suo. E tutti quelli che non Stefano a toccare Stefano buono.